Solo a Ferragosto i viaggiatori in transito dall'aeroporto di Palermo sono stati oltre 175.000, il 13% in più rispetto alla 2023. Quasi 70.000 hanno viaggiato sui voli internazionali. Ferragosto e agosto da record all'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, a testimonianza dell'incremento dei flussi turistici. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Pianificazione e Controllo di GESAP, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, dal 14 al 18 agosto la torre di controllo ha lanciato decolli e atterraggi di ben 1.144 voli, l'11,18% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, quando sono stati 1.029, di cui 431 voli internazionali, più 23,85% rispetto al 2023, con 348 voli. I viaggiatori sono stati 175.411, più 13,20% rispetto al 2023, con 154.956, di cui 68.243 hanno viaggiato sui voli internazionali, più 24,48% rispetto al 2023, con 54.821 passeggeri. Ad agosto dalle due piste del Falcone Borsellino si contano atterraggi e decolli di 220-240 al giorno, con circa 35.000-37.000 passeggeri al giorno che transitano dal terminal. La media passeggeri volo è di 156. Tra il 16 e il 22 agosto vi sono stati 1.586 voli. L'operatività programmata è stata garantita agevolmente nonostante tanti voli deviati su Palermo a causa dell'emergenza Etna. Infine, le stime di traffico indicano che ad agosto potrebbe essere superato per la seconda volta il tetto di 1 milione di passeggeri in un solo mese, come è già successo lo scorso luglio.